Puntuali arrivano le segnalazioni per la pulizia di alcune vie della nostra città da parte del Codacons di Agrigento. La strada in questione, via Nicone, una traversa della scalinata che scende dal centro cittadino verso la zona sud della città, in pieno centro, a 150 metri da Piazza della Stazione, vicinissima alla Banca d'Italia. Una situazione di degrado igienico ambientale da fare rabbrividire l'ASP e il Comune, senza che fanno nulla. Abbiamo aspettato, afferma il Codacons, per segnalare il problema, abbiamo aspettato ancora per capire se qualcuno provvedeva alla segnalazione, chiedendone la bonifica. Così come previsto nel contratto, 2 giorni la settimana, 2 mezzi con 4 persone a bordo dovrebbe provvedere alla bonifica dei sacchi fuori discarica, ma nessuno, continua il Codacons, ha provveduto. Questa situazione esiste da tanti mesi e aumenta sempre di più in quel tratto. Luogo abitato da extracomunitari, sicuramente abusi, nessuno controlla e sa cosa accade. Se dovesse scoppiare un incendio in quella discarica sarebbe un vero e proprio disastro ambientale, come si può vedere anche dalle immagini fornite dallo stesso Codacons. Provvedono pertanto subito uffici del Comune e l'ASP ad effettuare sopralluoghi, a ordinare la bonifica dei luoghi. Dove finiscono i benefici della differenziata che ha toccato percentuali record? Perché non rendere pubblici i dati e applicare ciò che la legge impone? Questo quanto chiede l'operazione Verità del responsabile regionali del Dipartimento Trasparenza Enti Locali del Codacons.